Se siete capitati in questo video ed è il primo che vedete, sappiate che ce n'è un altro, perché fa parte di un'escursione di 2 giorni sulle Alpi Giulie, nella zona dell'altopiano del Montasio. Nel primo video abbiamo raggiunto il bivacco Luca Voeric, percorrendo il sentiero attrezzato Ceria Merlone. Siamo arrivati sul Foronon del Buins, dove abbiamo potuto godere di una vista mozzafiato, da sopra la cresta con le nuvole che danzavano letteralmente sopra la nostra testa. Arrivata poi sera, siamo andati a dormire in bivacco. Quindi, se non lo avete ancora fatto, andate subito a recuperare il primo episodio, così da capire meglio tutta la storia, e poi tornate qui. Mentre se avete già visto il primo, allora preparate il guscio antipioggia e buona visione. Saranno stati tipo 3 temporali stanotte, un sacco di pioggia, però il bivacchino tenuto da Dio, caldo, ho dormito bene, veramente fantastico il bivacco. Niente, è quasi ora di ripartire, no Gianluca? Però alla fine ci siamo divertiti un sacco, non è stata male. È Una bella stata... esperienza. Sì. Ora ripartiamo e... Cerchiamo di scendere giù, volevamo fare la Ceria Merlone, però non è il caso di affrontarla, è abbastanza bagnata, insomma non ce la sentiamo, torniamo giù da dove siamo arrivati. Purtroppo la montagna, nel bene e nel male, è così, la promessa è di ritornare su, no, sì, Alex? assolutamente, merita. Perché qua è una bomba. Bivacco pulito, la regola è lasciarlo più pulito di come lo sia trovato, quindi tutto a posto, e adesso con calmina e con molta attenzione si ritorna giù. Grazie bivacco. Grazie mille e un abbraccio a Luca, un gran ricordo a lui. Si parte. Serrata finita, prima volta che vediamo uno spiraglio di luce oggi. Visto che Gianluca non ne aveva ancora abbastanza No, oggi, non si scende. siamo sì ridiscesi per la strada del giorno precedente, però poi abbiamo deciso di fare una piccola deviazione. A me le idee geniali vengono, ma vengono dopo. Quando eravamo quasi arrivati verso la fine, ho detto: ma perché non andiamo a fare cima di Terra Rossa? Quindi siamo ritornati su e adesso siamo qua, vero? Sì, siamo qua e Felici meritava, però. perché finalmente il tempo ci ha concesso uno spiraglio di tempo. Ci arrivo dopo, ci arrivo.
che Gianluca oggi è una fucina di idee, ha deciso che invece di scendere per una discesa banalissima, no, scendiamo attraverso il sentiero attrezzato Leva. Si parte? Via, giù tutta. Born in the hills with a mind that could not breathe. He was trapped. Niente, sta arrivando un super temporale, abbandoniamo la ferrata e scendiamo giù. Corri! He would sit at night and plan the great escape. Scesi per il ghiaione, è stata una faticaccia immane. Ora ho preso il sentiero per di Brazzale. E piove. Non ci vedo più dalla fame. Dai Andiamo a mangiare. Dai su, che c'è una barretta energetica in zaino. Ma che barretta energetica! Well, he grew up strong in a country filled with fear. Dai, ma Cici, salute. viva! Se magna! He didn't have a year. And it Temporale passato, mangiato, abbiamo mangiato. Sì, bevuto, abbiamo bevuto. Bevuto, abbiamo bevuto. Allora, io posso dire una cosa, in queste riprese che facciamo, no? Dove praticamente io sono tipo un 40 centimetri più basso esatto, di Alex, non è che una cosa della macchina, Facciamo così? esatto, della macchina fotografica, cioè è proprio il fatto che io sono bassissimo e lui è altissimo, è terribile, cioè, se deve star dietro a saltare proprio. Devo mettere il grandangolo per farci. Sì, no, o io vengo col tacco 12, una delle due. Vabbè, comunque ho le articolazioni che stanno gridando vendetta. No, c'avevo il ginocchio che non voleva articolare per scendere adesso. Dai, adesso guarda che bello l'ambientazione. Temporale, passato, nuvole. Spettacolo. Dai, manca poco la macchina. È quasi finita questa 2 giorni. Fantastica. Ciao. Eravamo là. Abbiamo completato un bel percorso. È stata 2 giorni molto divertente. E dai, ne abbiamo fatte parecchie. Ne abbiamo fatte. Alla prossima. Ciao ciao. Well, he gave him hell, but the scars won't go away. And Siamo prima ridiscesi ovviamente dalla ferrata, il Cerio Merlone, la porca dagli States. No, rifalla, cosa siamo scesi dalla sferrata a Cerio Merlone. Cesso con vista quando c'è la vista e guardone anche.